continuiamo sempre con i proverbi cinesi. Che ci vuole dire il nostro caro Alessio? Che ne sa uno veramente bello? Esatto. Il primo proverbio cinese che io vi voglio dire è questo. Praticamente è un cinese antico che me l'ha tramandato, Molto antico. che si chiama Inkititang. Inkititang, diciamo, era un parente di Inkitilletu, Sì, sì, proprio così. Erano fratelli gemelli. fratelli gemelli. Sì. Allora niente, il proverbio è questo. Hanna sta tu kitasta. Ya! Hai sentito? Cosa significa, Alessio? Che significa questo? Tanto va la gatta al largo che ci lascia lo zampino. Avete sentito? Difatti la pronuncia è molto particolare Sì. in cinese, perché bisogna anche saperla pronunciare. Certo, perché se uno non lo Adesso sa è molto pronunciare. pratico, per cui giustamente Io ho studiato moltissimo in Cina. sei praticamente mezzo cinao. Sì. Esatto. Va bene. E continuiamo. Qualche altro proverbio cinese? L'altro proverbio cinese c'è. Allora, non me lo ricordo, aspetta. No, non me lo ricordo, dillo tu. Mi ricordo. Guarda, io in questo momento ce l'avevo sulla punta Sì? della lingua. Ah, Naturalmente- mi è scappato. Sì, mi è scappato. Vedi se te lo ricordi tu. non lo so, cosa devo dire? Non mi viene in mente, non mi viene più niente. Cioè, non lo so, Alberto, sto pensando ad altre cose. Diciamo, per quanto riguarda invece i proverbi spagnoli, Proverbi spagnoli, sì, lo so. Quantos la carne ensita non te basta? Fai un salto dalla zia canasta. significa che praticamente quando uno ha praticamente dolore delle ascelle e si vuole dare, mettiamo una come dire, Grattatina. esatto, e allora praticamente deve passare dalla, La zia canasta. esatto, che giustamente la zia, Ci pensa lei esatto, a grattare, l'ascella. esatto, questo era praticamente un proverbio spagnolo, È molto augurante questa cosa. esatto, esatto, Si fa soprattutto quando uno si deve sposare prima, allora si fa questo procedimento. esatto, soprattutto quando uno deve fare un addio al celibato. È un rito di iniziazione. Esattamente, quindi per voi amici praticamente che quelli single naturalmente che o si stanno anche quelli che si stanno per sposare Prima e vogliono di- fare un prima- rito di iniziazione, dovete fare passano dalla signora, Canasta, esatto, e lo fate grattare un pochettino. esattamente, e quindi naturalmente Liscio. esatto, liscio, Liscio, liscio. va bene, passiamo naturalmente a un altro tipo di proverbio. Esatto. Il proverbio praticamente è musulmano. Musulmano. Allora, il proverbio musulmano è Allah aiut, che Allah t'aiut. Esatto. Ci vuoi spiegare, caro Alessio, di quale proverbio si tratta? Allora, praticamente questo è un proverbio molto conosciuto anche nelle nostre parti, che significa tipo aiutati, non ti demoralizzare mai, che Allah ti aiuta. Esatto. Allah. E diciamo invece Salam Alicchi Ecco, Salam Alik, poi c'è è un saluto praticamente un saluto, musulmano. sì, è un saluto musulmano Secondo te perché dicono Salam Alicchi? perché non hanno altro da dire. Perché cioè, se loro avrebbero la mortadella, direbbero Salam mortadella. Salam mortadella, invece dicono Salam Alik. Cioè Alikami Salam. Cioè praticamente loro anzi di mettere un Salam Alicchi potevano dire mortadella Alicchi. Mortadella Alik, Come esatto. mai per esempio mortadella Alicchi non lo dicono e dicono Salam Alicchi? Oppure prosciutto Alicchi? Non lo so, perché forse il salame è più piccante, allora magari gli piace di più. Magari è molto più maneggevole. Più maneggevole, poi giustamente ha una pellicola che la prepara dalla muffa, Esatto. Dura di più. dura di più nel tempo. Va bene. Amici telespettatori, abbiamo sentito Alessio che ci ha illustrato alcuni proverbi cinesi, spagnoli e musulmani. Non so, c'è qualche altro proverbio, magari, non so, i proverbi tedeschi ad esempio. I proverbi tedeschi sono molto usati. Certo. Tu ti ricordi qualche proverbio tedesco? Sì, me lo ricordo, però vagamente. Cioè io ricordo tipo quando sono andato in Germania c'era questa ragazza che ogni volta faceva questo proverbio e diceva Hi, 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 snine fine, hi, snine fine. Sempre questo. Sempre questo. Ogni volta Doveva che essere praticamente un proverbio era molto un usato. proverbio ripetitivo che lei faceva nel momento in cui mi vedeva e allora quando eravamo insieme lei faceva questo emetteva questo tipo di proverbio. Cioè praticamente che cosa significava? No, e lei faceva molto questo tipo di proverbio e lo voleva fare sempre. Allora gli dicevo, cioè, quando tu lo vuoi fare, fallo pure, non è che ci sono problemi. Esatto. Lo ripeteva sempre e significa per esempio che mi piace veramente
fare questo tipo di situazione. Diciamo che questi sono proverbi praticamente del famoso scrittore che molti di voi lo conoscono, Pio Rosica Chiobbo. Esatto. Mi pare che c'è questo racco. Sì, sì. Pio Rosica Chiobbo. Pio Rosica Chiobbo, il grande Pio Rosica Chiobbo, quello che inventò, quello che inventò la cosiddetta chiave di Naghi. Esatto. Praticamente parente della zia praticamente Canasta. Canasta Sì. e cugina di praticamente Francesca Panzarossa. Esatto, che poi loro si sono sposati, tu non so se lo sai, mi sembra che ti hanno mandato pure l'invito. Sì. Sì. Si sono sposati praticamente con... Si sono sposati con Rosica Chiobbo. Pio Zoppo. Pio Zoppo, sì. Pio Zoppo è praticamente parente bravo, di Rosica Chiobbo. di Rosica Chiobbo. Esatto. Che poi ha concepito Chiobbo Martello. Chiobbo Martello praticamente sarebbe il nipote. Il nipote, sì. La giunzione di queste due persone. Esatto. Vabbè, E niente, sono tuttora sono in giro. Grandi praticamente grandi, voglio ma dire. proprio che appena uno li vede Sì. non ne può più fare a meno. Si può dire praticamente sciala. Sì, Come sciala, ci diciamo sciala. noi qui in dialetto siciliano, giusto? Sì. Non... Va bene, continuiamo il nostro giro panoramico della città e quindi vi lasciamo. Alberto vi saluta per la rubrica delle proverbi Proverbi siciliani o internazionali. logicamente parliamo siciliano perché poi d'altronde abbiamo detto anche proverbi cinesi, polacchi, francesi. Insomma, di più e di meno, dai. Esatto. Vabbè, amici telespettatori, ciao da Alberto. E ciao da Alessio, alla prossima. Ciao. Ciao. Oh yeah!